In occasione della Giornata Internazionale della Biodiversità, Assemblea Nazionale Sarda intervista Maurizio Fadda, un agronomo, insegnante in un istituto tecnico ed attivista che da oltre 20 anni si impegna per tutelare la biodiversità agraria e promuovere il consumo di prodotti locali, attraverso attività didattiche ed attraverso le numerose esperienze associative ed attività economiche che ha contribuito a fondare. Maurizio è convinto che solo coinvolgendo e sostenendo i piccoli agricoltori si possa salvare la biodiversità e che questa sia a sua volta la risorsa migliore per raggiungere sostenibilità economica ed ambientale di lungo periodo. Salute a tutti. In occasione della Giornata Internazionale della Biodiversità, Assemblea Nazionale Sarda intervista oggi Maurizio Fadda, nuorese come me, agronomo. Maurizio lavora come insegnante in un istituto tecnico e anima il mondo dell'associazionismo nuorese sardo da oltre 20 anni. Maurizio, benvenuto e grazie per aver deciso di fare con noi di Assemblea Nazionale Sarda questa intervista. Grazie a voi, è un grande piacere. Per prima cosa ti chiederei che cos'è la biodiversità e perché è importante. La biodiversità non è altro che la ricchezza di specie e di varietà, sia vegetali che animali, che sono presenti in un'azienda agricola, in un territorio, in una regione, in una nazione. Questa varietà è una ricchezza che viene appunto dall'evoluzione, appunto dei 3.000 milioni di evoluzione appunto della storia della vita sulla Terra, diciamo, se consideriamo la biodiversità selvatica. Se consideriamo la biodiversità agricola, a questi 3.000 milioni di anni vanno aggiunti anche i 10.000 anni dell'agricoltura, cioè da quando dal Neolitico è nata l'agricoltura, perché abbiamo, diciamo, fondamentalmente una biodiversità naturale selvatica e una biodiversità agricola. Diciamo che in poche parole possiamo dire questo. Ed è un patrimonio inestimabile, e entrambe le due biodiversità, quella naturale, selvatica, chiamiamola così, e quella agricola, sono fortemente a rischio, sono già state fortemente ridotte. Quella agricola si stima che il 70% di tutta la biodiversità agricola nel mondo si sia già perduto, cioè già perso. Quindi anche quella selvatica e naturale ovviamente si riduce notevolmente, non mi ricordo quante specie animali perdiamo ogni anno, animali vegetali, e quindi voglio dire, è un patrimonio che è alla base dell'equilibrio sulla vita della Terra, è alla base della nostra produzione di cibo salutare, e si sta riducendo vertiginosamente. Quindi siamo nella fase che dobbiamo prima di tutto salvare e poi cercare di divulgarla fra gli agricoltori. In mezzo a questo salvataggio della biodiversità io ci aggiungerei anche il salvataggio dei piccoli agricoltori, perché ovviamente sono in forte crisi anche loro, pressati dall'agroindustria, sia dal punto di vista del mercato che dal punto di vista agricolo, e quindi direi che mi sono appassionato alla biodiversità perché la biodiversità, soprattutto quella agricola, è legata ai contadini, che sono i contadini che l'hanno portata qui fino a noi. Anche le varietà commerciali che commercializzano, voglio dire, le multinazionali dei semi, sono state portate e selezionate fino ai nostri giorni dagli agricoltori. Poi queste multinazionali hanno fatto solo 2 o 3 incroci, le hanno stabilizzate, ma comunque il lavoro dei 9.000 anni precedenti fino a farle arrivare al nostro secolo è degli agricoltori. Quindi la biodiversità, ecco, una cosa che forse la gente magari non collega, è strettamente legata alla sopravvivenza dei piccoli agricoltori. Quindi dobbiamo salvare i semi con chi li coltiva, altrimenti li metteremo soltanto in delle banche del seme, in dei frigoriferi, ma se nessuno li coltiva prima o poi scompariranno comunque. Ecco, quindi tu vedi anche appunto la necessità di sfruttare insomma questa ricchezza. Non è solo la conservazione, ma è anche l'uso poi delle varietà che vengono conservate. Volevo chiederti, esistono già in Sardegna delle imprese quindi che hanno come pur avendo appunto come obiettivo primario la sostenibilità economica o il profitto, insomma, che però fanno tutela della biodiversità, che quindi usano queste varietà locali e
e ne traggono anche guadagno, insomma, economico. Ce ne sono alcune, non molte purtroppo, però alcune ci sono. Cito ad esempio Salaurera, che è un'azienda agricola della zona di Vinanova Forru, e che è condotta da Francesco e Marianna, una coppia che si occupava di semi da tantissimi anni, ci conosciamo appunto da 20 anni, e loro hanno un'azienda agricola che è totalmente improntata sulle varietà antiche, soprattutto di cereali e ortaggi. Questa è un'azienda proprio che vende i propri prodotti, hanno addirittura uno spaccio lì nel paese di Villanova Forno. Poi c'è qualche altra aziendina, ad esempio, che commercializza le piantine. C'è un'azienda Torgali che si chiama Dappara, che commercializza piantine provenienti da varietà della biodiversità. So che poi qualche altra azienda c'è sparsa nella regione che le sfrutta o per il cibo del proprio agriturismo o valorizzandole. C'è anche ad esempio un'azienda oliena, Camisaru, che nel proprio menù dell'agriturismo mette molta biodiversità. So che c'è un'azienda anche a Valghero. Diciamo che insomma qualcosetta c'è, ecco, però molto poco rispetto a quello che servirebbe perché la biodiversità non diventi una mini nicchia, ma sia un settore economico di tutto rispetto, perché il problema che la biodiversità è scomparsa è proprio perché nessuno sentiva l'esigenza di coltivarla più. Sì. E quindi questo un po' una piccola panoramica delle aziende, insomma, che si occupano o che tutelano la biodiversità agraria in Sardegna. Invece potresti farci anche una panoramica sul mondo associazionistico sardo, quindi che tipo di associazioni esistono, come agiscono? Dunque, diciamo che la situazione è questa. Una quindicina di anni fa sono nati, partendo dai paesi proprio della Barbagia. La cosa interessante e particolare è che questa è proprio nata dai paesi della Barbagia, perché nei paesi della Barbagia ancora esistevano i piccoli orti familiari, no? Dove appunto si coltivava ancora la biodiversità. Quindi diciamo che una quindicina di anni fa sono nati una decina di comitati nei paesi proprio della Barbagia, cioè Alpeti, Austri, Stiana, anche noi di Nuoro poi siamo venuti fuori, e sono dei comitati informali molto spesso, cioè non sono neanche associazioni. Noi ad esempio come comitato di Nuoro siamo un'associazione informale, e questi comitati sono nati appunto raccogliendo e ricoltivando in piccolo, generalmente in orti familiari più che altro, questa biodiversità già presente nei paesi. Questi comitati sono stati poi, diciamo, organizzati e, diciamo, non so come dirti, animati, ecco, il termine giusto è animati dalla ORE, che ha preso questo piccolo nucleo di comitati nati, diciamo, spontaneamente, e li ha organizzati, promossi, spinti, riuniti, per cui questi comitati adesso sono diventati parecchio e si sono estesi in tutta la Sardegna. Scusami, la ORE quindi agenzia regionale. L'agenzia regionale la ORE si sta cercando di come dire, spingere a regolarizzare gran parte delle varietà che questi comitati hanno salvato fino ad oggi con una legge, perché non mi ricordo in che anno è nata una legge della biodiversità, cioè la Sardegna finalmente come altre regioni sarde ha una propria legge per la tutela della biodiversità, è quella legge 16 del 2014, la legge 16 del agosto 2014, una legge a cui abbiamo contribuito anche come comitati nella scrittura di alcuni articoli. E diciamo che la ORE sta lavorando per far sì che questa legge della biodiversità tuteli il più possibile delle varietà che sono state salvate in Sardegna, per salvarle appunto da eventuali furti genetici di chiunque possa venire in Sardegna, e sta spingendo questi comitati, sempre coordinandoli, riunendoli una volta ogni tanto, ogni 5-6 mesi fa delle riunioni generali, spingendo questi comitati a, come dire, registrare in un apposito albo delle varietà di conservazione le varietà che hanno salvato. Ci sono poi alcuni problemi perché
l'iter è un pochettino farraginoso, però insomma questa è, diciamo, la struttura, chiamiamola così, più visibile perché supportata appunto dalla Oro. Poi c'è invece la Casa dei Semi della Sardegna, che è appunto quell'associazione che abbiamo fatto nascere con una decina di amici pochi anni fa, credo 4-5 anni fa, adesso non mi ricordo con precisione, e che invece vuole, diciamo, stare, non dico fuori, però vuole stare al lato, diciamo, del sistema regolamentato ufficialmente, anche per non, come dire, essere imbrigliata e vincolata in alcune, come dire, in alcuni cavilli burocratici che stanno sempre nelle leggi, no, ufficiali, che però non vuole andare in antitesi, vuole andare, diciamo, parallelamente e lavorare per cercare di di coordinare il più possibile questi lavori, queste esperienze sulla biodiversità che sono sparse per la Sardegna. Quindi come dire, il panorama è questo, c'è quindi questa 40-45 comitati sparsi in tutta la Sardegna e questa Casa dei Semi che è formata da una decina di persone sparsi anche noi in vari territori. Prima avevamo una casa, come dire, una casa reale, una casa di una nostra amica dove avevamo i semi. Adesso questa casa non l'abbiamo più a disposizione e quindi stiamo lavorando come rete con dei nodi sparsi nei vari territori. Ci sono io a Nuoro, c'è un'amica ad Alghero, un'amica a Sassari, una a Capocomino, uno a Ogliastra, uno giù a Cagliari e qualcos'altro che non mi sto ricordando. E quindi lavoriamo come rete cercando di sistematizzare il più possibile questa grande frammentazione che è una caratteristica di molte delle cose che si fanno. Di passaggio, tu hai parlato anche di furti della biodiversità e della preoccupazione di Lahore, insomma, della volontà di proteggere queste varietà, insomma, da furti della biodiversità. Perché si parla di furti e non di scambi, insomma, e c'è chi è interessato anche a sottrarre o a prendere delle varietà sarde e moltiplicarle altrove, perché bisogna tutelare questa cosa come fosse quasi, non dico un diritto d'autore individuale, ma insomma di una serie di coltivatori quantomeno. Dico questo perché è già successo in Sardegna. Ti faccio l'esempio classico del trifoglio subterraneo, che è una varietà di trifoglio appunto classica sarda. Trifoglio sotterraneo, hai detto? Sotterraneo, esatto. Il subterraneo, diciamo, il nome, il trifoglio subterraneo è il nome scientifico. Sì. Diciamo. Ecco, questa varietà di trifoglio, appunto, nata in Sardegna, ha la caratteristica praticamente di piegare il fusto e di autoconficcare nel terreno tutti i semi, caratteristica che si è sviluppata per resistere al grande pascolamento che c'è in Sardegna. Ecco, questa varietà di trifoglio subterraneo... Scusami, al grande? Al grande? Una capacità che si è sviluppata per resistere? All'eccessivo pascolamento, sì. alla grande pressione di pascolamento. Sì. Ecco, questo trifoglio oggi alle aziende sarde lo vende una società sementiera australiana. Sì. Perché cosa è successo? Non voglio neanche demonizzare la società australiana che ha fatto secondo me comunque un buon lavoro, ma per dirti che cosa può succedere perché è già successo. Cosa hanno fatto questi? Sono venuti in Sardegna, hanno raccolto del materiale genetico sardo, lo hanno portato in Australia, che in una parte dell'Australia sai, è un clima simile al nostro, lo hanno selezionato, incrociato e hanno tirato fuori appunto una varietà di trifoglio subterraneo stabile che adesso vendono in nostri agricoltori. Quindi nei miscugli dei nostri pascoli si usa questa semente selezionata e etichettata in Australia ma che proviene da materiale genetico sardo. Questa cosa poi successivamente hanno provato a farla altre società e proprio questo, diciamo, questa circolazione di gente che voleva prelevare il materiale ha proprio spinto alla nascita della legge di Pio. Quindi succede non solo in Sardegna ma in tante regioni che appunto ditte sementiere più o meno grosse si muovono a cercare materiale da valorizzare, perché ad esempio
varietà che resiste bene in Sardegna, al clima mediterraneo, può ad esempio avere caratteristiche interessanti in Australia, che in alcune parti ha un clima simile al nostro. Sì. Ecco perché quindi c'è questo interesse a cercare varietà che hanno particolari resistenze a siccità, malattie e altre cose che col cambiamento climatico possono essere utili in tanti territori. Mm-hmm. E non è forse necessariamente negativa, insomma? O non è necessariamente negativa, però è facilmente negativizzabile, diciamo così, nel senso che tutto sommato questa cosa che hanno fatto gli australiani l'hanno fatta loro, ci hanno investito dei soldi, noi non abbiamo voluto farla, ecco, dire. Però secondo me se c'è una maggior consapevolezza e le varietà che abbiamo salvato le registriamo, diciamo che possiamo far sì che se qualcuno fa queste cose almeno chieda l'autorizzazione e i proventi che riesce a ottenere poi li faccia tornare alla comunità locale, come dice peraltro il trattato nelle risorse fitogenetiche della FAO anche. Sì. Ecco, oppure quindi, anche appunto sviluppare in loco queste varietà e fare impresa, dare lavoro qua, dare lavoro in Sardegna. Prima, insomma. C'è anche da dire che ci sono anche mi sono dimenticato di dire che però ci sono anche dei centri di ricerca universitari che lavorano sulla biodiversità. C'è il Centro per la conservazione della biodiversità della Facoltà di Agraria di Sassari, diretta da professor Camarda, e c'è un centro di ricerca sulla biodiversità anche a Cagliari, diretto dal professor Bacchetta. Sì. Quindi ci sono anche 2 centri universitari che stanno lavorando su questo e c'è anche l'Agris, che ha diverse attività e diverse linee di ricerca sulla biodiversità. Ecco, ho parlato dell'associazionismo, ma non ho citato anche gli enti regionali che comunque ci stanno lavorando abbastanza. Quindi 2 centri di università e Agris, che è diciamo l'ente regionale che fa ricerca, che ha lavorato e sta lavorando molto sul recupero della biodiversità. Quindi però c'è ancora tantissimo. Quindi l'ostacolo, il collo di bottiglia è nell'interesse dei coltivatori, oppure appunto in questa la difficoltà di avere le quantità necessarie di materiale genetico o di sementi per avviare un'attività agricola che poi le sfrutti, insomma. Tutte e due. Perché se quando c'è qualche agricoltore interessato non si trova le quantità di seme sufficienti, deve riprodursele lui. Produrre una quantità di seme da cui tu parti da una bustina spesso ci vogliono magari 4-5 anni, in quei 4-5 anni lui ha necessità di fare reddito, magari si scoraggia. Quindi questi sono 2 colli di bottiglia importanti: la quantità di seme presente di alcune varietà antiche e l'interesse degli agricoltori, che comunque è ancora abbastanza basso. Certo, è aumentato rispetto a 15 anni fa. Cioè io 15 anni fa ne parlavo io, Francesco Magia e pochi altri di semi in Sardegna. Adesso ne parliamo in tanti, però il problema è che se continuiamo a parlarne e molta gente non comincia a coltivarli, presto smetteremo anche di parlarne. Oggi quando uno avvia un'azienda agricola, ovviamente non può ogni anno piantare un paio d'alberi di varietà nuove oppure pochi metri quadri di terreno per produrre poi le sementi per ampliare la produzione. Come dire, c'è secondo me troppa importanza degli enti pubblici di ricerca regionali, università e Agris, come ho detto, rispetto all'importanza dell'agricoltore. Cioè l'agricoltore è sempre in una posizione, come dire, minoritaria, ma non nel senso del numero, nel senso dell'importanza, ok? È stata istituita anche la figura dalla legge, la figura del contadino custode, ok? Però in una maniera che il vantaggio è sempre più dell'università e degli enti pubblici rispetto all'agricoltore. L'agricoltore è in una qualche maniera sempre, non dico bistrattato, ma non sufficientemente considerato, non sufficientemente sostenuto. E questo è dovuto, secondo me, alla scarsa consapevolezza dell'importanza del problema. Nel PSR, ad esempio, c'è una misura sulla biodiversità agricola e animale
una misura utilizzata molto poco, è solo ad esempio sulle rate animali. Cioè è una misura che è stata richiesta soprattutto per quanto riguarda l'asino sardo, la vacchetta sarda, le capre sarde e poco altro. Però ad esempio sulle varietà vegetali zero totale, cioè, la misura, cioè non ci sono stati agricoltori che hanno presentato progetti su questa misura per l'ambito vegetale. Scusami, questa misura e anche la figura dei contadini custodi sostanzialmente sono sovvenzioni che vengono date per l'allevamento o la coltivazione di varietà. Quello che era il collo di bottiglia, però sono delle sovvenzioni ancora molto piccole, poco strutturate, mi capisci? Quindi comunque non molto coinvolgenti per gli agricoltori, che alla fine dicono: ascolta, le varietà me le tengo io, me le ho salvate io, me le tengo io, me le valorizzo, me le vendo io, faccio prima. Anziché affrontare tutta la burocrazia che sai bene c'è su questi PSR, per avere poi alla fine 4 spicci e poco sostegno, ecco. Quindi questo è secondo me il punto su cui diciamo che qualcosa è stato fatto. Non è che la legge sulla biodiversità, voglio dire, non è che faccia schifo, è comunque una buona legge. Però, ripeto, è diciamo è più fatta per gli enti pubblici e per le università più che per gli agricoltori. Perlomeno questa è la mia visione e la visione anche di altre persone dei comitati. Tu hai citato un paio di volte il PSR, cioè il programma di sviluppo rurale, che è il piano regionale che costituisce il principale strumento di finanziamento per il settore agricolo e forestale, zootecnico della Sardegna, insomma. Tra le priorità di questo programma rientrano anche il potenziare la competitività e la redditività delle aziende agricole, preservare e ripristinare gli ecosistemi agrari e forestali, ed anche l'incentivare l'uso efficiente delle risorse, anche il passaggio ad una economia, un settore agroforestale che sia più resiliente al clima, al cambiamento climatico. Ecco, mi sembra che comunque la biodiversità possa avere un ruolo importante nel conseguimento di questi 3 obiettivi che ho citato. È così? Ci puoi dire come, insomma? Assolutamente sì. Però, come ti dicevo, quella misura, cioè perlomeno la misura, c'è una misura proprio addirittura dentro queste grandi priorità che hai citato, c'è una misura proprio sulla biodiversità, e come ti ho detto è una misura che però è stata richiesta dagli agricoltori soprattutto per l'ambito delle razze animali. Sull'ambito delle varietà vegetali è stata richiesta zero, perché io addirittura, per essere sicuro che non fosse una mia percezione, ho chiesto ad alcuni amici che lavorano ad Argea, che è l'ente che appunto erogano i contributi, e mi hanno confermato che la misura nell'ambito vegetale è stata richiesta zero. Okay. Perché? Perché in Sardegna credo il 95% delle aziende che fanno agricoltura biologica sono aziende zootecniche. Okay? Ecco perché quindi c'è diciamo una discreta attenzione e anche diciamo possibilità commerciale di trovare prodotti della biodiversità agricola zootecnica, ma c'è praticamente quasi zero sulla possibilità di trovare commercialmente aziende che commercializzano biodiversità vegetale. Mi viene in mente anche l'azienda del mio amico Andrea Ghiani di Gonno Spanadica, dove hanno scoperto una bellissima anguria, ma ripeto, te ne ho citato meno di 10, ecco. Quindi cosa succede? Che la potenza della biodiversità, soprattutto quella vegetale, sta nel permettere di fare un'agricoltura estensiva, naturale, o biologica, biodinamica o naturale che vuoi tu, dove questa biodiversità ha una caratteristica di resilienza nell'ambiente che è quella che appunto possiamo valorizzare con questi tipi di agricoltura. Però purtroppo questi tipi di agricoltura in Sardegna, dalle aziende agricole con partita IVA, sono molto poco applicati, perché l'agricoltura in Sardegna è ridotta l'agricoltura in termini di produzione vegetale, è ridotta al campidano, da Oristano a
Cagliari e alla zona della Nurra, tra Sassari e Castelsano. E qualche cosa in baronia, a poco, per cui di aziende di produzione vegetale ce n'è pochissime. Di queste ancora meno fanno agricoltura biologica ed ecco probabilmente il perché la misura sulla biodiversità vegetale è stata richiesta in questi PSR. Perché questo credo che sia anche un problema di mercato. Cioè il problema è che comunque i sardi mangiano ancora dalla grande distribuzione, che come non solo i sardi, ovviamente tutti gli italiani, però i sardi secondo me vengono da un tessuto agricolo ancora abbastanza vivo nella nostra regione e quindi dovrebbero più degli altri valorizzare i piccoli agricoltori locali, cioè la filiera corta, i mercati contadini, quello che ho cercato di fare col percorso che tu hai raccontato, no? Cioè dovrebbero nascere mercati contadini in tutti i paesi e nei centri più grandi ce ne dovrebbero essere 2 o 3. La gente dovrebbe acquistare direttamente dagli agricoltori, gli agricoltori dovrebbero organizzarsi per fare gruppi d'acquisto e consegna a domicilio. Ecco, la gente deve imparare ad acquistare molto di più dagli agricoltori, se vogliamo che gli agricoltori sopravvivano. Perché questo squilibrio comunque tra la zootecnia, cioè le aziende zootecniche e le aziende agricole? Alla fine la grande distribuzione organizzata impatta entrambi i settori, no? Perché siamo una regione con terreni poveri, molto erosi, siamo una terra antica e quindi a terra in pendenza e povere, per cui i terreni fertili dove si fa l'agricoltura vegetale sono molto pochi. Ecco perché, quindi è una questione anche strutturale, lo capisco. Però, utilizzando le tecniche dell'agricoltura naturale, dell'agricoltura biologica e della permacultura, si riesce a coltivare anche nelle zone impervie, non dico nelle creste del Gennargentu, però nelle zone collinari si riesce a coltivare. Però questo tipo di agricoltura è poco conosciuto, cioè l'agricoltura biologica in Sardegna è chi aveva i pasti, gli erbai, che continua a lasciare come faceva prima e si prende i prodotti. Fondamentalmente il grosso è questo. Quindi è dovuto alla struttura del territorio regionale e del mercato. Però diffondendo la conoscenza di metodi agricoli, come cerco di fare da 25 anni anche come professionista, di metodi agricoli che ricostruiscano fertilità nel suolo o tutelino quella che c'è, si può produrre ad esempio la frutticoltura di montagna, faccio un esempio, la frutticoltura di bassa montagna e alta collina è praticata zero, invece quella potrebbe essere una delle principali. Quindi da un lato il diffondersi di tecniche agricole che tengano conto insomma di queste particolarità orografiche, pedologiche, e poi dall'altro lato probabilmente anche trovare appunto i canali per valorizzare, per commerciare, per vendere poi i prodotti coltivati in queste estensioni, insomma. Un altro aspetto, ad esempio, sono le piccole botteghe, i piccoli negozi, le piccole botteghe nelle nostre città sono scomparsi. In una città come Nuoro, che ha 5 centri commerciali, i piccoli negozi sono totalmente scomparsi. Quello è un problema, secondo me. Cioè, anche se qualche agricoltore si mettesse a fare frutticoltura di montagna, avrebbe piccole quantità di frutta, magari non standard, che la grande distribuzione manco gli vuole. Okay? Quella dovrebbe entrare nel canale della filiera corta e dei piccoli negozietti. Okay? Ma i piccoli negozietti stanno scomparendo, sono già comparsi. E quindi, anche se qualche agricoltore si mette a farla, ha grosse difficoltà a commercializzare e fare reddito. Okay? Io nel mio studio seguo diversi agricoltori da questo punto di vista e ci sono grosse difficoltà. L'unico metodo è cercare di costruire un mercato diretto con gruppi d'acquisto, vendita diretta e consegna a domicilio. Questo è il settore su cui ci dovrebbe lavorare tanto a Sardegna. Come fa ad esempio quelle aziende che ti ho citato. Salaurera, Andrea Ghiani e Gonos Fanadiga e il Cappero Selargino che ti ho detto fanno esattamente così. Certo, so che è difficile, però si tratta di salvare la nostra storia e il nostro cibo. Si tratta fra l'altro di far sì, a proposito di Sardegna, che smettiamo di mangiare l'80% che viene da fuori
e facciamo che arriviamo almeno al 50-50. Dico, mi accontenterei in vita di vedere almeno un 50-50. Poi vi guarderò dall'alto e spero che arriverete all'80 prodotto in Sardegna e al 20 prodotto fuori. Grazie Maurizio, grazie ancora per la tua disponibilità. Insomma, sono sicuro che ci serviremo ancora della tua conoscenza dell'associazionismo sardo per la biodiversità, del panorama anche delle aziende, insomma, che lavorano in questo settore. A chi ci ascolta volevo ricordare anche che è possibile lasciare delle domande nei commenti e poi noi le reindirizzeremo a Maurizio e pubblicheremo le risposte. Sì. Maurizio, buona fortuna per i tuoi 1000 progetti, insomma. Grazie ancora e a presto. Per me è stato un grande piacere, sono sempre disponibile quando volete, insomma, a far sapere, insomma, le cose che tanta gente come me sta facendo. Grazie ancora. Grazie a voi. In buon'ora. Buon'ora.